La violenza di genere non si manifesta solo con la violenza fisica o psicologica, spesso le donne non denunciano perché hanno paura di non farcela da sole economicamente. Fin gap infatti è un neologismo di una pratica purtroppo radicata nel tempo, la differenza di paga e di trattamento economico fra donne e uomo a fronte di uno stesso lavoro. Per questo il Cantiere delle Donne, l'Ordine delle Psicologhe e Psicologi del Veneto, ha organizzato un ciclo di 8 incontri di educazione finanziaria con donne e per le donne. La violenza economica, come tutti i tipi di violenza, crea un impatto psicologico importante sulla persona che non si sente più autonoma di poter prendere le proprie scelte da sola e con tutte le conseguenze del caso. Fate le brave, il titolo del progetto richiama ad una frase che tante volte le donne si sentono dire, ma in questo caso brave richiama anche all'aggettivo inglese brave, coraggiose. Gli incontri si svolgeranno a partire da ottobre, ogni primo giovedì del mese, alla Fornace Carotta a Padova. Parleranno tante professioniste, avvocate, notaie, consulenti finanziari, psicologhe ovviamente, giornaliste, e quindi analizzeremo la violenza economica a 360 gradi, cercando proprio di togliere quel velo dell'ignoranza in materia, perché questo è fondamentale. Tante donne, lo dicevo prima, non hanno un proprio conto corrente. Questa è proprio una cosa piccola però molto importante per essere indipendenti, non solo quindi lavoro, ma anche tutta una serie di cose, o magari firmano delle carte che non devono firmare e si trovano indebitate. Una rete di professioniste da tutto il Veneto per creare consapevolezza e conoscenza. C'è una scarsa percezione del rischio, c'è la scarsa consapevolezza che lavorare per progetti sulla propria finanza, creando una situazione stabile finanziaria, le aiuta a mantenere la propria libertà. La libertà di scegliere, la libertà di mantenersi, la libertà di vivere la propria vita secondo le proprie aspettative.